insomma, ed esprimeva allora, mi ricordo, tutte le sue preoccupazioni e riserve sui problemi, diciamo, della famosa discesa in campo di Berlusconi e sulla necessità di unire le forze per sconfiggerlo. Devo dire che le cose che lui vedeva e che diceva erano in qualche modo preveggenti, insomma, vedeva lucidamente tutti i possibili sviluppi negativi di questa esperienza che si preparava per l'Italia e che poi ha avuto un modo di esprimersi, e oggi siamo in grado anche di verificare i risultati. Io credo che oggi sia incontestabile che i fatti hanno messo in evidenza, diciamo, un punto, per esempio, l'assenza totale di senso dello Stato di questa cosiddetta classe dirigente che oggi è al governo, la mancanza di cultura del confronto, per esempio. Non c'è confronto su nulla e diventa impossibile. Poi si può sempre dire che è colpa di uno o colpa dell'altro, però il confronto non c'era. Non è che la polemica, diciamo, negli anni 60 o 70 tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, che non fosse forte, non fosse alta, non fosse, diciamo, significativa, però il dialogo era uno degli elementi inevitabili, era una, come dire, era nel DNA comune. Poi, per non parlare poi della improvvisazione, della disinvoltura delle scelte che oggi vengono fatte, la mancanza di cultura del confronto, il trasformismo che si è alimentato, il populismo e le forme, diciamo, non trascurabili di autoritarismo, per non parlare dell'uso piuttosto arrogante che viene fatto del potere. Insomma, non basta riflettere quello che avviene nelle televisioni, o le leggi ad personam, o le stesse discriminazioni. Ma è possibile che un ministro della Repubblica, nel momento in cui dà 2 miliardi alla Sicilia, benissimo, giusto, sarà più che giusto, non riconosca che esista un problema della Sardegna, che è grande quanto l'universo e che riguarda la vita e il futuro della nostra isola. Insomma, noi abbiamo diritto ad avere, e Soddu lo esprimeva con grande efficacia, abbiamo diritto ad avere riconosciuto un diritto. Insomma, riferiamoci agli accordi fatti in precedenza, rinnoviamo gli accordi, rifacciamoli, troviamo le forme. Se non è possibile avere tutti insieme queste somme, troviamo il modo di riconoscere un diritto che, insomma, deriva dalle norme generali dello Stato italiano. Quindi queste cose, insomma, ecco, purtroppo si sono verificate e erano, diciamo, chi, come dire, in qualche modo prevedeva una deriva piuttosto negativa, come Nino, insomma, aveva purtroppo pienamente ragione. Oggi siamo in qualche modo chiamati a riflettere su queste cose, a ragionare e anche a recuperare uno spirito di dialogo, uno spirito di impegno, un modo, diciamo, di portare avanti la battaglia politica nel rispetto dell'avversario. Io vedo che oggi non c'è rispetto per l'avversario e io credo che potrei dire che nonostante diciamo, la polemica fosse forte, era una polemica politica, insomma, non veniva mai chiamata di per sé la persona come tale, anche se chiaramente ci si riferiva al presidente Soddu, al presidente Loico, al presidente Tizio, però, o il presidente Del Rio, però la polemica non coinvolgeva mai, diciamo, la persona per la quale c'è sempre stato, credo, insomma, forse non sempre, ma comunque come modo di fare, come modo di essere della battaglia politica era il rispetto della persona. Questo in Nino era molto forte, insomma. Io voglio concludere questo mio breve intervento appunto ricordando che il modo di onorare la memoria, l'insegnamento dell'esperienza di Nino è quella di ricordare appunto la sua esperienza, cosa stiamo facendo, ma anche di trarne le ragioni perché si ripropongano in modo ovviamente migliore le condizioni perché ci sia uno sviluppo, diciamo, più autentico della battaglia politica, dell'impegno politico e un modo più corretto di affrontare i problemi e di cercare insieme di risolverli. Questo è un insegnamento che Nino ci ha lasciato e che l'associazione che oggi è stata presentata intende appunto raccogliere e sviluppare e soprattutto per cercare un rapporto
trasmettere, diciamo, questa eredità, che è l'eredità di una classe dirigente più vasta, insomma, alla fine, e in cui Nino ha avuto modo di eccellere, trasmettere questa eredità alle nuove generazioni.